Cari telespettatori, eccoci all'aggiornamento settimanale del Sindacato Pensionati dello SPI-CGIL del Veneto. E innanzitutto Rita Turati è stata rieletta al vertice del Sindacato Pensionati SPI-CGIL del Veneto. Il 12° congresso regionale ha eletto, oltre al segretario generale, il proprio consiglio direttivo e i delegati al congresso nazionale. Il primo impegno concreto sarà quello nei confronti della regione per scongiurare la riduzione dei servizi per la salute, insistendo nella proposta dello SPI-CGIL per lo sviluppo dell'assistenza domiciliare, che purtroppo sta desolatamente scomparendo. Ecco quindi che poi vengono affrontati altri importanti temi di estrema attualità. Prima preoccupazione dei pensionati è infatti il tema del lavoro legato al futuro di figli e nipoti. Su questo poi si sono concentrati moltissimi interventi dei delegati, che hanno ripreso quanto emerso anche dalle assemblee territoriali precongressuali. Non sono mancati riferimenti chiari ma anche critici sui provvedimenti governativi per il taglio della pressione fiscale sui redditi più bassi. Ancora una volta, ha detto la segretaria Turati, i pensionati si trovano esclusi da provvedimenti salva reddito. I poveri sono poveri e troviamo insensata la distinzione di redditi bassi da lavoro o redditi bassi da pensione. E poi sono tante ancora le emergenze che preoccupano, ma che riconfermano che la strada percorsa fino a questo momento è stata quella giusta, ovvero quella della difesa dei diritti fondamentali delle persone, dal lavoro alla salute all'assistenza, così proprio come sancito dalla Costituzione. Nel merito, il Congresso ha poi condiviso il metodo che nei prossimi anni caratterizzerà il rapporto tra sindacato, istituzioni, enti locali e aziende sanitarie. La cosiddetta contrattazione sociale sarà il faro nell'azione dello SPI, invitando ogni ente pubblico ad aprire o tenere aperti quelli già avviati tavoli di concertazione che portino poi a prestare la massima attenzione alle questioni fondamentali nella qualità della vita, ma anche nei diritti delle persone. Un altro tema fondamentale che è stato affrontato è quello che riguarda le imposte locali, i servizi sociali, l'applicazione del calcolo ISEE, i patti anti-evasione, gli interventi per servizi sociosanitari, case di riposo, servizi associati, unioni e fusioni dei comuni. Tutto quanto quello che possa incidere sulla qualità della vita deve diventare quindi oggetto di contrattazione e di concertazione. Su questo saremo irremovibili, ha detto la segretaria Turati, denunciando se serve quei comuni che negano l'apertura al confronto. Ma adesso sentiamo da viva voce della Turati che cos'altro da dirci. 12° congresso regionale della SPI, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi che ci stiamo ponendo sono di due livelli, uno a livello nazionale e uno a livello ovviamente locale. A livello nazionale vorremmo che il nostro reddito venisse sostenuto da un'azione di governo pari a quello che sta succedendo ai lavoratori dipendenti con la proposta che Renzi sta facendo, cioè di ridurre le tasse. A livello regionale invece la nostra battaglia deve continuare sui servizi per la non autosufficienza. Questi sono i due punti centrali di proposta che emergeranno oggi. Ecco, sono numerosi i partecipanti che hanno partecipato anche alle numerose assemblee dove voi vi battete per i vostri diritti. Noi abbiamo fatto un bagno di folla, come si suol dire, abbiamo fatto più di 500 assemblee nel giro di un mese e mezzo e abbiamo toccato la bellezza di 20.000 pensionati con cui abbiamo discusso, ci siamo confrontati e questo è stato un dato assolutamente positivo. Era sicuro che c'è stata una convergenza sulle proposte, sulla rabbia che veniva fuori, molto arrabbiati perché si mette continuamente le mani in tasca alle pensioni, ma c'è stata anche una convergenza sul modo e sulle priorità da affrontare per loro. Le problematiche sono soprattutto appunto la sanità e il lavoro. Il lavoro prima di tutto, in assoluto il lavoro prima di tutto, perché senza lavoro non reggono neanche i sistemi di welfare, dalla sanità alla previdenza eccetera, e perché ovviamente molti di loro hanno i figli disoccupati e i nipoti. Il lavoro prima di tutto, dopodiché il reddito, perché è stato falcidiato nel corso di questi anni, e la terza questione sì certo è la sanità, in particolare la salute. Come diceva lei, 14 milioni mancanti. 14 milioni mancano a livello regionale al momento, so che adesso è in discussione il bilancio in regione, e 14 milioni sul fondo regionale per la non autosufficienza che già nel corso di questi anni si è ristretto molto e quindi è una bella fetta. Noi vorremmo confrontarci con la regione ma lei non ci convoca e quindi dovremmo reagire. E anche per questa settimana questo è tutto, naturalmente continueremo a tenervi aggiornati. Grazie e buon proseguimento.